Tutte le informazioni sul sito legaonline.it. Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. Referendum giustizia. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia, la musica scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Tax Girl. Tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il coraggio di chiedere. Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Pacione di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di RPL con il fisco. Allora, prima di iniziare a introdurvi, vi ricordo che se volete scrivermi qualche commento in merito a quello di cui andremo a parlare, potete mandarci un WhatsApp al 346 64 277 566. Bene, allora, settimana che in realtà è iniziata nel segno della fiscalità internazionale. Infatti domenica 11 luglio il G20 ha siglato un accordo su quella che viene chiamata la Global Minimum Tax, ovvero tassa minima globale al 15%. Il nuovo accordo fiscale, che in realtà è stato solo abbozzato, infatti ricordiamo che mancano ancora diversi dettagli, vede però paesi che, anche e soprattutto all'interno dell'Unione Europea, che sono poco convinti, e tra questi troviamo l'Irlanda, l'Ungheria e l'Estonia. Tra l'altro vi ricordo che l'Irlanda, per quanto a me stiano a cuore i nostri amici irlandesi, comunque l'Irlanda è uno dei paesi considerati paradiso fiscale all'interno dell'Unione Europea. Comunque, nonostante questa riluttanza di questi tre paesi, Paolo Gentiloni, che ricordiamo essere il commissario per gli affari economici all'Unione Europea, ovviamente, si è detto fiducioso e che con i negoziati che sono ripartiti all'Eurogruppo questa settimana, i paesi riluttanti alla fine saliranno a bordo, anche perché adesso, aggiungo io, la pressione dall'esterno e da parte degli altri paesi membri dell'Unione, diciamo, è abbastanza pressante, quindi in sostanza sì, si uniranno agli altri perché le pressioni sono abbastanza forti. Ma attenzione però a cantar vittoria, perché io questa settimana ho letto veramente tanti titoli anche di molti giornaloni che erano esaltatissimi per questa global tax, perché, come avevo detto all'inizio, mancano ancora diversi dettagli che in realtà potrebbero andare a complicare i negoziati, e ve ne cito per esempio tre. Allora, partiamo dall'aliquota minima. Come vi ho detto, si è parlato di un 15%, però c'è la Francia e molti altri paesi che vorrebbero che l'aliquota fosse superiore al 15%, ma non solo, perché vorrebbero anche fissare la quota degli utili da distribuire fra il 20 e il 30%. Ora qui la questione degli utili da distribuire, apriamo un ginepraio di cui non ne usciamo più, e dopo vi spiegherò anche il motivo. Ricordiamo inoltre che l'obiettivo sarebbe avere un via libera di questa global tax al G20 Finanze, che si terrà a Washington, per poi avere l'ok da parte dei capi di Stato e governo nel G20 a Roma il 30 e il 31 ottobre, e l'entrata in vigore poi nel 2023. Quindi un calendario abbastanza serrato, se vogliamo dire. Abbiamo un anno e mezzo per tirarci insieme e riuscire a trovare una soluzione. Ci riusciremo? Non lo so, in realtà non lo so, anche perché se pensiamo soltanto che l'Ocse a fine 2020 sarebbe dovuta uscire con una proposta su una web tax e non è riuscito a farlo, insomma staremo a vedere se questa volta con la spinta degli Stati Uniti si riesce a trovare una quadra. L'altra incognita è il come verranno distribuiti gli utili, perché vi ho detto che qui si apre un ginepraio, perché ci sono, diciamo, due linee. Da una parte c'è la linea americana, secondo la quale gli extra utili che poi si andranno a produrre, quindi da questa tassazione globale, dovrebbero tornare dove la multinazionale ha la residenza fiscale.
dove pensate che abbiano la residenza fiscale le maggiori multinazionali a stelle e strisce? Non ve lo sto neanche a dire, ovviamente sì, negli Stati Uniti. Però qual è il problema? Che diversi paesi, fra cui l'Italia, se dovesse prevalere questa linea, ovviamente guadagnerebbe poco niente. E perché? Perché uno, noi italiani abbiamo poche multinazionali. Quelle poche multinazionali che abbiamo, pensiamo magari a Fiat, non hanno la sede fiscale in Italia, ma in altri paradisi fiscali, quindi a noi tornerebbero soltanto le briciole, quindi poca roba. L'altra linea che invece tra cui spingono paesi come l'Italia è riuscire a ottenere una ripartizione più equa, per esempio usando come criterio il dove le multinazionali operano e producono profitto. Ecco, in questo caso, se dovesse seguire questa linea, sì, in effetti anche l'Italia, per l'Italia potrebbe essere molto interessante la Global Tax. E infine un terzo punto che non è da sottovalutare è il discorso della Web Tax UE, perché questa settimana è stata ritirata dal Parlamento europeo sotto pressione ovviamente degli Stati Uniti, perché insomma anche la Yellen ha detto vabbè, insomma vediamo come va la Global Tax e poi insomma vediamo di vederci anche un po' con la Web Tax. In sostanza gli Stati Uniti sono riusciti ad affossare la Web Tax europea. Devo dire che questo è stato un colpo a segno, abbiamo 1-0 per gli Stati Uniti, visto che siamo anche un po' ancora con questo fervore calcistico. Vi ricordo però, faccio un attimo un passo indietro, che la Global Tax minima è stata espressamente voluta dagli USA ed era stata infatti proposta alcuni mesi fa da proprio Janet Yellen, che è il segretario del tesoro americano, e aveva lanciato appunto quest'idea che poi aveva raccolto a livello internazionale subito molti consensi. Ricordo diversi esponenti della commissione che erano molto contenti di questa apertura. Non sono invece mancate le critiche, anzi non erano invece mancate le critiche all'interno quindi degli stessi Stati Uniti, ma anche non solo. Infatti diversi osservatori internazionali avevano sottolineato come questa mossa americana era stata fatta ad uso esclusivo statunitense, dato che nel nuovo piano di investimenti sulle infrastrutture c'è una parte che riguarda l'aumento delle tasse sulle corporate. Cosa significa? Che fondamentalmente nel piano Biden, che poi anche era rivisto, insomma un piano per il futuro anche in chiave green, c'è tutta una parte per migliorare le infrastrutture, doveva trovare ovviamente i fondi per mettere in piedi tutte queste nuove infrastrutture anche in chiave green, e una parte di questi finanziamenti erano legate all'aumento delle tasse, ovvero Biden ha proposto di aumentare la corporate tax nazionale passando dal 21 al 28%. Capite che passare dal 21 al 28% una tassazione non è roba da poco, ma soprattutto molti osservatori internazionali dicevano beh, ma questa mossa potrebbe far riuscire gli Stati Uniti e quindi insomma anche diversi territori interessanti al momento dal punto di vista fiscale dalla concorrenza fiscale internazionale, e quindi da qui si potrebbe leggere la mossa degli Stati Uniti di chiedere una tassa minima globale per cercare il supporto internazionale per venirgli incontro, quindi per riuscire a tamponare un suo aumento di tasse. Allora, quindi per ora però i dubbi sono ovviamente tanti e sulla vera ciccia si sa ancora ben poco, come vi ho detto, sulla Global Tax. Le incognite sono veramente insomma abbastanza corpose, ma l'aspetto più interessante su cui molti dovranno andare a lavorare è proprio capire come insomma l'extra tassazione verrà ridistribuita. Che io continuo a battere il chiodo su questo punto perché è veramente fondamentale, perché se si arriva a una global tax dove alla fine il risultato finale è che l'extra tassazione andrà soltanto in direzione degli Stati Uniti, quindi dove le multinazionali hanno la residenza fiscale, capite bene che paesi come l'Italia, insomma, e molti altri riceveranno ben poco. Ma in realtà, per parlare di questi temi, oggi avrei invitato con noi un ospite molto ma molto interessante. Ora, questa ragazza, perché in realtà è una ragazza, molti di voi, io non so se la conoscono, io in realtà l'ho conosciuta, la seguo molto sia sui social, seguo anche comunque il suo lavoro, è molto attiva, molto soprattutto preparata sui temi economici, ma non solo, e quindi oggi io l'ho invitata perché
ci aiuterà a capire anche un po' meglio il quadro internazionale, come riescono a come sono gli equilibri. E infatti oggi con noi abbiamo Elisa Serafini, che è un'attivista manager e giornalista. Ora dalla regia mi stanno un attimo facendo il cenno di aspettare, quindi aspettiamo un attimo, qualche minuto, che Elisa si riesca a collegare con noi. Bene, allora mi dicono che è qui con noi. Allora, eccola qui con noi. Allora abbiamo appunto Elisa Serafini, attivista manager e giornalista. Buongiorno Elisa e grazie di aver accettato il mio invito. Io devo dire, io sono molto contenta di averti questa mattina, devo dire, perché come anticipato ai miei ospiti, io ti seguo sui social, sei molto preparata, molto precise, quindi sicuramente ci potrei dare una mano a districarci meglio su questi temi della global tax. Sì. Allora, io nella prima parte ho spiegato un po' agli ascoltatori quali sono i punti chiavi di questa global tax, ho però anche detto che ci sono ancora troppe incognite e anche, insomma, di un certo peso. Penso per esempio a chi andrà all'extra tassazione, oppure anche alla questione legata a quali redditi saranno effettivamente sottoposti a questa nuova tassazione. Insomma, nonostante questi gap, queste incertezze, devo dire che però c'è un certo fermento a livello internazionale. Volevo chiedere, tu come la leggi questa situazione? Ma quello che è interessante è che, al di là della mancanza di chiarezza, che ovviamente, come dicevi tu, insomma, mancano tantissimi elementi proprio per esprimere una valutazione, l'elemento più significativo, a mio parere, è che questa global tax è stata interpretata come una grande vittoria diciamo della parte più a sinistra della politica contro le multinazionali, le aziende del tech, quando in realtà la global tax ha l'obiettivo dichiarato, quantomeno dal governo degli Stati Uniti, di superare le digital tax, che in Europa stanno creando grossi problemi alle società tech, proprio perché sono tutte diverse queste digital tax e secondo il governo degli Stati Uniti sono discriminatorie nei confronti delle loro società, motivo per cui gli Stati Uniti hanno creato dei processi di retaliation che sono previsti dal diritto internazionale, dal WTO, dove hanno daziato prodotti per esempio francesi contro prodotti tipicamente francesi come il formaggio e, se non sbaglio, lo champagne e il vino. È una cosa che si fa spesso nell'ambito del commercio internazionale, quindi è un po', secondo me, interessante questo, cioè non è una tassa che danneggerà le imprese, è una tassa che in realtà va proprio nell'interesse delle multinazionali, soprattutto del tech, che hanno da vivere, diciamo, tutta questa situazione di disparità. Quindi secondo me è interessante questo, poi mancano tutti i dati per valutarla. Esatto, sì. E infatti poi dopo parleremo anche col secondo ospite del fatto che è stata affossata questa settimana in realtà la web tax europea, e anche questo, insomma, non è un tema da sottovalutare, come appunto anche tu dicevi. Volevo però chiederti anche la tua opinione sulla visione di molti osservatori che avevano visto all'epoca, quando appunto la Yellen aveva proposto questa global tax, avevano appunto visto la mossa americana come in realtà uno strumento per aiutare se stessi a non uscire dalla competizione fiscale internazionale. Secondo te, oltre il tema della web tax, si può ricollegare la global tax avanzata dagli Stati Uniti come all'interno del loro piano più ampio di Biden, quindi del fatto che Biden abbia aumentato la corporate tax per le proprie imprese dal 21 al 28 e quindi anche in questo caso per aiutare maggiormente le imprese americane? Può essere, nel senso che adesso, diciamo, stiamo riorganizzando gli equilibri geopolitici, anche l'Italia, che, diciamo, è tornata ad avere un ruolo un pochino più importante in Europa e con una chiara preferenza, diciamo, verso la parte atlantica del mondo, quindi verso gli Stati Uniti piuttosto che con la Cina. Quindi io credo che tutta questa riorganizzazione fiscale e quelli che sono a tutti gli effetti degli accordi tra paesi siano un po' il primo passo, dopo qualche anno di rapporti un pochino più freddi, quantomeno con l'Italia, per rimettersi ad un tavolo e lavorare insieme. Non vedo dei punti di svantaggio sulle aziende degli Stati Uniti, vedo soltanto la possibilità di guadagnare da questi tipi di accordi. Poi vedremo come i singoli paesi agiranno, perché appunto al momento c'è molta frammentazione, anche se si aspetta un provvedimento europeo. Rimane il fatto che più il mondo è globalizzato,
più questi temi di, tra virgolette, tassazione globale o gestione globale della fiscalità in qualche modo diventeranno oggetto di dibattito pubblico, anche perché le aziende oggi possono veramente operare da tutto il mondo, con clienti in tutto il mondo, anche senza una sede fisica, e questa è un po' la bellezza, a mio parere, della tecnologia e al tempo stesso la sfida per i regimi fiscali. Sì, assolutamente, assolutamente vero. Volevo però un attimo calare la questione anche in chiave italiana. Io all'inizio ho detto come c'è un problema grosso di cui non si è ancora discusso, e in realtà tutti anche un po' la sottovalutano, è anche qui dove andrà l'extra tassazione. Ora c'è la linea americana che ovviamente, ma mi pare anche abbastanza scontata, dicono vabbè, mettiamoli dove le multinazionali hanno una residenza fiscale, e vabbè, mi viene a dire grazie. In Italia abbiamo poche multinazionali, quelle che ci sono hanno la loro residenza fiscale non in Italia. Ma anche le aziende italiane hanno la sede in Lussemburgo, cioè questo è veramente assurdo, perché assurdo, io lo rispetto perché credo veramente nella globalizzazione e nelle sue opportunità, però quando si colpevolizzano le aziende straniere, questi americani cattivi che hanno la sede all'estero, ma attenzione, perché le aziende più note italiane, cioè i nostri brand più importanti, hanno quasi tutti la sede in Lussemburgo o in Olanda. Quindi è un tema evidentemente di ecosistema italiano che disincentiva le aziende italiane o straniere che siano a tenere le sedi in Italia. Bisognerebbe chiedersi perché. Esatto, sì. Diciamo che bisognerebbe... Chissà come mai. Esatto, chissà come mai scelgono l'estero. Ma anche quelle italiane, cioè questo è il fatto che è come se noi ci dimenticassimo, probabilmente questa è una simmetria informativa, cioè le persone non lo sanno, che veramente aziende notissime del mondo food, del mondo moda, del mondo energia, tutte queste aziende hanno la holding e diciamo la sede principale all'estero, tutte, e sono campioni italiani, però, cioè sono considerate made in Italy, ma non è così di fatto. Però se avessero la sede in Italia sarebbero sottoposte, soprattutto nell'ambito degli utili, a una tassazione molto superiore, con tutte le conseguenze che possiamo immaginare su lavoratori, costi, eccetera. Quindi c'è tra virgolette una dinamica sistemica, non voglio dire un problema, però una dinamica di sistema paese, dove io stessa ho fondato una società da poco in Italia, e mi chiedo se ho fatto la cosa giusta, perché ovviamente non ci sono grandi vantaggi fiscali, però insomma sono in Italia davvero, quindi faccio le cose secondo norma. No, il problema è questo. Poi a latere c'è anche da dire che in Unione Europea abbiamo anche fantastici paradisi fiscali di cui si è voluto anche bypassare l'esistenza con, vabbè, poi qui ci sarebbe da aprire il tema lista dei paradisi fiscali che era stata introdotta, sono stati esclusi quelli europei perché insomma Jean-Claude Juncker diceva no, ma all'interno dell'Unione Europea sono tutti compliance dal punto di vista fiscale. Beh, insomma, diciamo che anche qui tutti compliance. Parliamo degli amici irlandesi, maltesi, insomma, chi più ne ha ne metta. Certo. Ma volevo chiedere se secondo te per l'Italia la global tax potrebbe essere una buona soluzione, anche se dovesse prevalere per esempio la linea statunitense, quindi degli extra utili tutti a casa. Ma non so adesso, sinceramente, finché non vediamo tutti gli elementi per me è difficile valutare. Chiaramente un paese che ha una pressione fiscale altissima, diciamo in questa dinamica della global tax non penso che noi avremo sostanziali differenze, perché di fatto l'unico modo, diciamo, che avremmo davvero per attrarre capitali e quindi aumentare anche il gettito delle imprese verso lo Stato sarebbe riorganizzare tutto il sistema economico, quindi con tasse più basse, con un sistema di burocrazia più efficiente, con la giustizia più veloce. Ecco, in quei casi attrai capitali di fondi di investimento, società PEC, insomma tutto quello che oggi ha maggiori capitali, e quelli ti creano il gettito vero. Non so quanto l'Italia poi avrà da guadagnare davvero da questo tipo di tassazione internazionale, perché i volumi, soprattutto se, come dici tu, si andrà verso un'aggregazione di questa fiscalità nel paese di origine, sinceramente penso che parliamo veramente di volumi molto bassi per l'Italia.
No, sì, purtroppo, nel senso che ci sono queste due strade. Ora sappiamo anche il potere che gli Stati Uniti hanno a livello internazionale, anche nelle trattative a livello OCSE. Si è lavorato più di un anno per ottenere, diciamo, una web tax a livello internazionale, e gli Stati Uniti hanno giocato un ruolo fondamentale, perché non la volevano sotto Trump, ma non la vogliono neanche adesso sotto Biden. Infatti, come hai ricordato anche tu, insomma, questa storia dei dazi era iniziata ai tempi di Trump e sta comunque continuando, ma perché diciamo la logica di base è sempre proteggere i propri gioiellini di casa. Non mi viene neanche da criticarla, perché se fossi dall'altra parte io vorrei un governo al mio fianco, che in qualità, per esempio, se fossi Amazon, che mi proteggesse dalle varie web tax nazionali, quindi insomma dei vari paesi. Ma tra l'altro volevo un attimo spostare l'attenzione su questo aspetto che io ho trovato abbastanza, mi ha fatto anche in realtà sorridere, perché diversi paesi hanno già iniziato a dire, ma quasi fin da subito, che ci sono diversi utili che dovrebbero essere esclusi dalla nuova global tax, perché sono fonti di investimento, e su questi si vorrebbero quindi preservare, anche offrendo degli incentivi fiscali temporanei. Ora, pensi che si stia già cercando di trovare degli escamotage per evitare la global tax? Cioè, non sappiamo ancora i dettagli, ma stiamo già pensando al piano B? Sicuro. Allora, le imprese hanno, se si studiano i modelli di economia industriale, che sono appunto modelli finti, dove c'è azienda A, azienda B, succede questo, succede quello, cioè le aziende hanno sempre l'incentivo, numero uno, a sopravvivere, numero due, a guadagnare di più. Quindi qualunque meccanismo ci sia per evitare una maggiore tassazione o diciamo migliorare la situazione di utili, di margini, eccetera, l'azienda lo perseguirà sempre. Quindi questo è un dato di fatto. C'è anche un altro dato di fatto, che le imprese tipicamente sono più veloci degli stati, quindi riescono a prepararsi, hanno a disposizione dei pool di super commercialisti, advisor, eccetera, che gli stati a volte non hanno veramente, perché a quel livello lì forse il Fondo Monetario Internazionale, cioè organizzazioni di quel tipo, hanno quel tipo di persone così qualificate, perché questo tipo di professionisti purtroppo non lavorano per gli stati, lavorano per le aziende o per gli studi, eccetera. Quindi io mi aspetto che nel bene e nel male ci saranno sempre questi lufulus, no? Queste aree grigie dove le aziende comunque riescono a inserire il loro beneficio principale. Quindi non mi sorprende, poi ci saranno sempre paesi che offriranno condizioni migliorative. Quindi insomma ci sarà una bella lotta tra i paesi. Ma esatto, io volevo però da te, visto che adesso siamo vicino alla pausa, però un commento anche su questa questione. Prima questa settimana ho letto anche diversi giornali che in realtà hanno cantato vittoria, tra un po' stappavano bottiglie di champagne per questa global tax, ma di fondo si leggeva il pensiero: finalmente abbiamo sconfitto i paradisi fiscali. Ora, io non ne sono così convinta, ma non solo, vabbè, ok, partiamo che non ci sono i dettagli tutto, ma per quello che si sa non credo che i paradisi fiscali possano essere sconfitti da una global tax. Secondo te? Non credo proprio, anche perché i paesi sono tanti ed è veramente molto difficile che possano, tra virgolette, sparire i paradisi fiscali. Poi è tutto in proporzione, cioè il paradiso che oggi applica il 5% magari domani applicherà il 10%, ma se noi applichiamo il 20% è comunque un paradiso rispetto. Quindi è tutto in proporzione. Da un certo punto di vista la concorrenza fiscale fa anche bene, perché incentiva i paesi a essere più efficienti, così come avviene in un mercato di consumatori. Chiaramente questo ovviamente è una mia opinione, sottostare a delle norme minime di diritti umani, di diritti del lavoratore, cioè ci sono una serie di condizioni che dovremmo dare per scontate, che purtroppo in alcuni paesi invece sono completamente dimenticate. Ecco, quindi a parità di condizioni di tutele minime sui lavoratori, sull'ambiente, sui diversi stakeholder, se un paese è più efficiente nella gestione della spesa pubblica e quindi riesce ad avere una tassazione inferiore,
io non vedo perché questo debba essere necessariamente un male. Quindi bisogna equilibrare concorrenza fiscale e il giusto incentivo che hanno gli stati a competere tra loro e che tra l'altro impongono alle imprese, perché il diritto della concorrenza impone alle imprese di non avere comportamenti anticoncorrenziali. Quindi tutte le aziende, io ho lavorato per 2 aziende del tech, ci sono sempre una serie di attività che si possono o non si possono fare, su cui bisogna stare molto attenti. Al tempo stesso, se lo si chiede alle imprese, non vedo perché non si possa chiedere agli stati di concorrere, fermo restando una serie di postulati minimi di tutela. Quindi vediamo cosa sarà, però ripeto, è una materia molto interessante, però dove, come hai detto tu, a volte sui giornali si assiste a delle sintesi molto ideologizzate, sì, dove evidentemente ad una certa parte politica oggi mancano temi di agenda politica. In Italia soprattutto io vedo questo, non ci sono temi nell'area del centro-sinistra tali da muovere le coscienze, no? Il centrodestra c'ha l'immigrazione, adesso la libertà di non vaccinarsi o di vaccinarsi, cioè tutta questa parte qua è molto forte come agenda politica. La parte del centro-sinistra non ha preso dei temi, per esempio, che ci sono all'estero, in Francia, l'ambiente, i diritti civili, molto meno, e mi sembra quasi che si utilizzi appunto la global tax, ma come tante altre battaglie di tipo economico, che però di fatto poi nei fatti non sono delle grandi trasformazioni, cioè sono veramente anzi il contrario a volte, però questa di nuovo è una mia analisi. Allora, io devo dire che sono assolutamente d'accordo con te, Elisa. Io adesso però devo lasciare un attimo per la pausa. Noi ci vediamo nella seconda parte con Elisa e con Gianluca Marini, che dopo vi presenterò. Intanto vi lascio a una canzone giusto per ricordarvi il tema europei e che comunque li abbiamo vinti. Ci vediamo tra 2 o 3 minuti, a dopo. Un suono così non l'hai mai sentito, baby. Da Plus, molto più di quello che credevi. Programmi, musica, multimedialità. Da Plus, suono nuovo di alta qualità. Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Stai ascoltando RPL. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
E rieccoci di nuovo live. Allora, per chi si è appena collegato, vi ricordo che io sono Giorgia Paccione di Bello e questo che state ascoltando è Tax Girl. Bene, allora nella prima parte abbiamo parlato con Elisa Serafini, che ricordo essere un'attivista, manager e giornalista, insomma di diversi equilibri anche geopolitici, della global tax anche, ma la stessa Elisa ha accennato anche alla web tax. Insomma, abbiamo parlato di diversi argomenti che poi adesso riprenderemo anche con il nostro ospite di questa seconda parte, che ci farà compagnia insieme appunto ancora ad Elisa. Allora, ad aggiungerci alla conversazione, quindi a questo frizzante mattinata, abbiamo oggi con noi Gianluca Marini, che fa parte dell'Osservatorio Internazionale dei Dottori Commercialisti di Roma e partner di BDO. Buongiorno Gianluca e grazie di essere qui con noi. Buongiorno a voi, buongiorno, ben trovati. Allora, io partirei proprio con te Gianluca e riprenderei un attimo un discorso che abbiamo accennato all'inizio con Elisa, perché sullo sfondo della Global Tax, se così vogliamo dire sullo sfondo, c'è ancora questo scontro tra USA e UE che vede come protagonista appunto la web tax. Al momento io sintetizzo anche un po' in gergo calcistico, gli USA sono in vantaggio 1-0 rispetto all'Unione Europea, dato che sono riusciti a bloccare i lavori sulla web tax appunto UE. Eppure, come anche abbiamo parlato io e te, si parla di due tassazioni diverse, sia per livello ovviamente stesso di percentuali di tassazione che per come è strutturati. Io quindi ti chiedo che futuro vedi per la web tax europea? Sì, Giorgia, ti ringrazio della domanda. Io volevo, se permetti, fare una premessa di carattere generale. Questi argomenti che sembrano molto tecnici, la web tax europea, la global tax americana, sembrano così lontani praticamente dal nostro mondo praticamente comune, oppure dal singolo contribuente della persona fisica. In realtà avranno un impatto determinante per i livelli di tassazione futuri degli Stati. Cioè qui si sta giocando una partita a livello praticamente internazionale che ridisegnerà il futuro dei nostri sistemi fiscali. È logico che in situazioni quale quella attuale, in cui gli Stati hanno, anche per effetto della crisi pandemica, perso del gettito fiscale, maggiore sarà la possibilità di poter introitare e poter ridisegnare in maniera armonica un sistema globale del futuro che possa effettivamente tassare le multinazionali, e tanto ne guadagneranno praticamente i singoli contribuenti, perché magari potrebbero, quelle risorse che verrebbero introitate attraverso il gettito delle imprese multinazionali, potrebbero comportare una riduzione della tassazione per i singoli contribuenti, per le persone fisiche o per le aziende praticamente che magari operano nel mercato locale, per le partite IVA. Quindi solo apparentemente è un problema che riguarda i colossi del web, ma è un problema che riguarda tutti noi. Ma quindi perdonami un attimo Gianluca, perché con Elisa prima stavamo parlando del fatto che se la global tax alla fine avesse un effettivo vantaggio per l'Italia, e Elisa, correggimi se ovviamente sintetizzo in modo sbagliato il tuo pensiero, lei era un po' sulla mia stessa linea di pensiero, soprattutto dicendo ma l'Italia alla fine non è che magari ne guadagnerà poi più di tanto. Invece secondo te tu mi stai dicendo che in questo caso la global tax potrebbe portare dei vantaggi anche indiretti al sistema Italia? La premessa generale mia è che il sistema finalmente praticamente si sta affrontando a livello internazionale, con un consesso praticamente all'interno dell'Ocse di 137 paesi, questo problema della riforma della fiscalità internazionale, che deve colpire le imprese multinazionali. All'interno praticamente ovviamente di questo grande dibattito che è stato avviato nel 2015 in una sede Ocse che si chiama BEPS, poi nel 2018 sempre con degli incontri congiunti tra l'Ocse e il G20, e adesso finalmente con il G20 di Venezia sembra si stia trovando finalmente una convergenza di tutti quanti i paesi per poter arrivare ad una riforma complessiva dei sistemi fiscali. Poi all'interno di questa tendenza ci sono ovviamente posizioni diverse. Da un lato sicuramente gli Stati Uniti, che portano avanti questa Global Minimum Tax, che serve
e che avrà degli effetti benefici sicuramente per quanto riguarda il gettito fiscale praticamente statunitense. Poco per noi, perché i livelli di tassazione alla quale praticamente si fa riferimento, no? L'aliquota del 15%, il nostro sistema impositivo ha un'aliquota decisamente superiore per le imprese, parliamo del 24%. Però sicuramente la Global Minimum Tax americana avrà lo scopo di poter scongiurare, di poter contrastare l'utilizzo di giurisdizioni a fiscalità privilegiata, i cosiddetti paradisi fiscali, da parte delle multinazionali americane. E questo sul fronte statunitense. Sul fronte invece europeo, sì, l'approccio europeo è diverso rispetto praticamente all'approccio americano. Se la Global Minimum Tax americana sembra praticamente per lo più diretta a scoraggiare l'utilizzo dei paradisi fiscali, la visione praticamente europea nell'introdurre invece la web tax europea è un'altra. Qui il problema per l'Europa non si tratta di quanto tassare le multinazionali americane o anche cinesi, comunque le grandi multinazionali del web, ma il problema vero è a chi spetta il potere di tassare. E a chi spetta qui? Perché qui lo stiamo ancora chiedendo da diversi anni. Esattamente. Allora, qui c'è se vuoi, c'è una visione praticamente contrastante. Nella visione americana il potere primario praticamente della tassazione rimarrebbe in capo allo stato di residenza. Non avevo dubbi. Della Corte. Non avevo dubbi, non so perché, ma non avevo dubbi. Esattamente, quindi il potere primario rimane praticamente, almeno secondo la visione statunitense, certo, in capo agli Stati Uniti, se parliamo di una multinazionale americana, ovviamente, in capo alla Cina praticamente, se parliamo di un colosso, certo, dove hanno la residenza fiscale, è quello il responsabile della tassazione. È quello il responsabile praticamente della tassazione. Nella invece ottica europea, nell'ambito nella cosiddetta web tax europea, si introduce un criterio concorrente, cioè sicuramente salvaguardare il principio della residenza, perché è un po' il principio cardine dei nostri sistemi di tassazione, ma una quota parte dei ricavi che sono prodotti praticamente nel mercato dove si vendono i servizi digitali dovrebbe essere tassato secondo l'impostazione della web tax europea nel mercato dove risiedono i consumatori. Certo. Okay, quindi se l'impresa multinazionale americana che prestasse servizi digitali in Italia, la quota parte dei servizi digitali che prestata nei confronti di consumatori finali italiani dovrebbe essere tassata in Italia attraverso l'applicazione di un'imposta che non è applicata, a differenza di quella americana, sui profitti globali, ma semplicemente più semplicemente sul fatturato, cioè sulla cifra d'affari, sui ricavi che sono realizzati nel territorio italiano. Da questo punto di vista la web tax comunitaria avrebbe ovviamente un'aliquota molto più bassa del 15% esatto, americano, sì, perché si applicherebbe sui ricavi e non sull'utile, e si parla praticamente più o meno di un'aliquota che può andare dall'1% al 3%. Esatto, sì, infatti sono dinamiche diverse. Volevo un attimo però, visto che siamo entrati in questo discorso della web tax, passare un po' alla nostra web tax, alla nostra cucciolina web tax italiana, perché noi ci abbiamo provato, noi italiani ci abbiamo provato a inserirla. Diciamo che insomma il gettito è stato un po' imbarazzante, oso dire. Secondo te che cosa non ha funzionato e in che cosa potrebbe essere migliorata più che altro? Ma allora il tema fondamentale è che molti paesi come l'Italia hanno introdotto una web tax locale, no? Una web tax a livello statale. Se ne contano circa 40 i paesi che attualmente hanno all'interno delle web tax. Ecco, questo approccio in un'economia globale, in un'economia ormai praticamente così interconnessa, è fallimentare, nel senso, da qui l'importanza di avere una web tax comunitaria, una web tax europea, cioè un'unica praticamente imposta disegnata a livello comunitario che poi possa applicarsi, a quantomeno a livello comunitario, che poi possa applicarsi ai vari stati. Quindi per quanto riguarda praticamente la web tax italiana,
l'esperimento fallimentare deriva proprio dal fatto che è nata, diciamo, in maniera autonoma praticamente in Italia, non è coordinata con altri sistemi impositivi, nemmeno né quelli americani né quelli dei paesi comunitari, ha un livello di tassazione abbastanza importante, perché si applica solamente alle imprese, anche non residenti, che hanno ricavi globali di almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5 milioni e mezzo di ricavi in determinati servizi digitali in Italia. Quindi, diciamo, è un livello molto alto di applicazione. Vuol dire che tutte le imprese digitali che si trovano al di sotto di questa forchetta di fatto praticamente ne sarebbero escluse. Hai ricordato giustamente che il gettito è stato abbastanza... Sì, purtroppo è abbastanza indelebile come ricordo. Esattamente, è stato abbastanza irrisorio. Posso fornire, se vuoi, dei dati complementari? Sì, assolutamente. 780 milioni. Questa era la previsione del Ministero delle Finanze, ne sono state incassate appena 233 milioni di euro da 49 soggetti italiani e 9 soggetti non residenti. Quindi si tratta veramente di numeri che fanno capire come affrontare il problema della tassazione delle imprese multinazionali con un approccio unilaterale, come ha fatto praticamente l'Italia, è sicuramente un approccio fallimentare. Assolutamente sì. A livello internazionale. Esatto. Volevo un attimo tornare ad Elisa. In realtà volevo fare una domanda a tutte e due, quindi magari, non so, adesso inizia a rispondere Elisa e poi dopo segui anche a ruota appunto tu, Gianluca. Sempre in questo tema, non so, abbastanza di sfida USA e Unione Europea. L'Unione Europea nei giorni scorsi ha lanciato il suo programma per il cambiamento verde, e tra i vari progetti all'interno appunto di questo mega documento c'è l'introduzione di una tassa sul carbonio alle frontiere dell'Unione Europea per contrastare la pratica appunto della delocalizzazione della CO2. Ovviamente si dice che questo è rivolto alle multinazionali straniere e, stava a dire, a quelle anche americane, no? Nei vecchi progetti però dell'Unione Europea in realtà si parlava di questa cosa da diversi anni. C'è stata la cosiddetta introduzione si voleva introdurre quella che poi si chiamava, insomma, abbastanza in modo semplice carbon tax, e questa devo dire che insieme alla web tax non piaceva molto agli Stati Uniti. Adesso io vorrei capire un po' da voi due in quale direzione si sta andando, anche perché ci sono per esempio già gli australiani che si sono mossi, che hanno puntato il dito contro questa decisione dell'Unione Europea. Secondo te, partiamo da Elisa, pensi che anche gli americani possano avere qualcosa da ridire e dopo la web tax cercheranno di affossare anche questa carbon tax 2.0? Ma è molto probabile, anche perché diciamo da questo tipo di tassazione possono emergere un po' di rischi per alcune aziende americane che importano e esportano prodotti che hanno appunto un elevato impatto sul carbonio. Quindi mi aspetto che dopo l'Australia effettivamente anche gli Stati Uniti possano avere una sorta di reazione negativa. Una proposta che io avevo trovato interessante, non essendo, diciamo, esperta in ambito ambientale, quindi insomma prendetela con le pinze, era quella di spostare la tassazione dal lavoro alla generazione di esternalità negative, cioè mettiamo la carbon tax a patto che questa permetta di ridurre per esempio il costo del lavoro in Italia o in Europa. Quindi diciamo che l'idea di tassare le esternalità negative è un approccio di macroeconomico abbastanza classico e che incontra il favore di molti. Al tempo stesso però è vero che se sono associate a queste esternalità negative tanti temi di occupazione o di industria, anche lì bisogna stare molto attenti. Ci sono dei calcoli complicatissimi per cercare di capire quanto e come tassare questo tipo di esternalità senza distruggere un'economia e quindi avere magari veramente milioni di disoccupati. Parlo del mondo, non parlo dell'Italia, quindi andrebbe un attimino capito quali possono essere poi i vantaggi, diciamo, su un medio-lungo termine, fermo restando che quando si chiedono trasformazioni di questo tipo a livello industriale è bene che ci siano degli accompagnamenti alle industrie che vogliono trasformarsi, e quindi prodotti di voucher per la trasformazione energetica,
operata formazione digitale, diciamo, in altri casi. Quindi bene che ci siano queste innovazioni, però che non distruggano le imprese e che siano basati sulla scienza, perché per esempio sulla plastic tax io ho letto delle veramente castronerie, è stata una proposta molto ideologizzata e basata poco su dati di scienza, perché ci sono tanti altri materiali e tanti altri prodotti che hanno un impatto ben maggiore sull'ambiente, ma che per qualche ragione non hanno la stessa immagine così negativa come la plastica e quindi non avevano avuto questo tipo di trattamento. Quindi scienza, economia e metodo scientifico sulla politica pubblica. Sì, infatti poi anche sulla plastica, anche noi italiani eravamo tornati soprattutto per diversi, diciamo, composti che in realtà su cui l'Italia era già molto avanti, anche di prodotti, adesso non vorrei dire dal punto di vista tecnico, però che erano già quasi ambientali, nel senso che erano già molto avanzati a livello di elaborazione, non danneggiavano così l'ambiente, eppure insomma, con la plastic tax infatti anche lì molte di queste proposte a livello fiscale alle volte sono molto più, hanno più una visione ideologica che pratica. Gianluca, da te volevo invece appunto sapere se anche tu avevi un po' questa stessa visione di Elisa, oppure se ti discosti in qualcosa. No, condivido queste argomentazioni, assolutamente. Diciamo che da un punto di vista meramente fiscale queste forme praticamente di tassazione su forme praticamente di carattere inquinante, no? Abbiamo parlato della plastic tax, adesso della carbon tax, cioè è stata introdotta anche in Italia la cosiddetta sugar tax, no? Come dimenticarla? Sulle bevande che contengono una determinata quantità praticamente di zuccheri. E si tratta a volte di forme di imposizione che da un lato che possono produrre degli effetti opposti rispetto a quelli desiderati, perché da un lato sembrano quasi incentivare o legittimare determinati consumi inquinanti, consumi che non sono considerati non desiderabili, purché si paghi praticamente il dovuto al fisco. Okay. E quindi da questo punto di vista potrebbero non produrre quegli effetti, diciamo, disincentivanti che effettivamente diciamo, si vorrebbero cogliere, anzi forse potrebbero anche addirittura legittimare alcuni comportamenti che alla lunga dal punto di vista ambientale non sono desiderabili. Questo come primo aspetto. Come secondo aspetto ce n'è un altro. Normalmente, diciamo, dal punto di vista della quella che noi chiamiamo in gergo fiscalisti teoria della traslazione dei tributi, che è una brutta praticamente parola per dire chi alla fine paga praticamente queste tasse, no? Su chi vanno a gravare. E diciamo che secondo praticamente una certa interpretazione, questo tipo di tasse che gravano su determinati consumi alla fine della fiera vengono traslate praticamente sempre più a valle sui contribuenti finali. Voglio indovinare io, così la indovino con una sui consumatori finali. Quindi posso immaginare praticamente che per dire l'introduzione di una carbon tax alla fine si rifletta in un incremento delle bollette energetiche dei consumatori, la plastic tax praticamente poi magari si possa risolvere alla fine della fiera sul fatto che chi compra una busta di plastica deve pagare praticamente una certa un determinato obolo, insomma. Questi sono tutti aspetti che occorre obiettivamente considerare. Poi per quanto riguarda la plastic tax abbiamo capito che ci sono delle difficoltà di attuazione concreta proprio nella definizione di quelle che sono la base imponibile, le aliquote, i prodotti da colpire, tant'è che voi sapete che è stata rinviata più volte, da ultimo praticamente la plastic tax dovrebbe ad oggi entrare in vigore il 1 gennaio del 2022, nonostante sia stata rinviata. Che mi dicono che vogliono ancora rinviarla. Sì, diciamo che dal punto di vista applicativo ci sono tante questioni da risolvere sicuramente. Sì, esatto. Tra l'altro Gianluca hai toccato anche un tema molto interessante che riguarda tutti noi, anche e soprattutto per adesso c'è tutto il tema della transazione verde, no? Già diverse settimane fa si era sollevato il problema proprio per l'aumento delle bollette elettriche, perché dicevano sì, ok, va bene iniziare questa transazione verde verso insomma sistemi più puliti anche dal punto di vista energetico, più, diciamo, un termo compliant dal punto
punto di vista ambientale, oso dire, però tutto ciò non deve ricadere sui consumatori finali, e ad oggi io devo dire che neanche l'Unione Europea è riuscita a trovare una soluzione per non far ricadere questo sui consumatori finali, e direi che questo però è un problema che se si sottovaluta potrebbe alla fine creare dei seri disagi. In Francia sono già iniziate alcune proteste, insomma bisogna stare attenti. Tutto molto bello, sono molto belli gli slogan, molto belli i progetti, anche i programmi europei, ecco, bisogna però anche tenere d'occhio appunto questo problema che direi che non è assolutamente da sottovalutare. Allora, noi siamo arrivati purtroppo, mi viene da dire, addirittura di arrivo. Io allora ringrazio ancora una volta di essere intervenuti oggi con noi a Tax Girl Elisa Serafini, che ricordo essere un'attivista, manager e giornalista. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie a chi ha ascoltato e a te, Giorgia. E anche a Gianluca Marini, che è intervenuto appunto con noi in questa seconda parte, che ricordo essere fa parte dell'Osservatorio Internazionale dei Dottori Commercialisti di Roma, oltre che essere partner di BDO. Grazie ancora Gianluca. Grazie a voi, grazie Giorgia. Allora, cari miei, siamo arrivati alla fine. Io vi ringrazio ancora per essere stati con noi questo sabato. Noi ci sentiamo ancora sabato prossimo per un'altra puntata con il Fisco. Grazie e buon weekend a tutti. Avete ascoltato